Prima San Vito, ora Angarano, quelli che dovrebbero essere i luoghi deputati alla partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della città si stanno rivelando bombe ad orologeria pronte ad esplodere. Ma cosa sta accadendo? Lo abbiamo chiesto al sindaco Poletto. La situazione mediamente nella gran parte è molto buona e collaborativa. Ci sono dei casi però in cui noto un acuirsi di tensioni, di spirito polemico, di dialettica che normalmente nei quartieri non ha mai avuto casa, perché sono luoghi di volontariato, sono nati dal volontariato per mettersi d'impegno a fare qualcosa per il quartiere e per dare rappresentanza a certe istanze. In alcuni casi invece purtroppo c'è questa dialettica estremizzata e temo, è un timore, dovremmo verificare anche qualche sorta di infiltrazione ideologica o politica. Le dimissioni, come sottolineato dai 6 consiglieri, sono irrevocabili. Cosa accadrà ora ad Angarano? Il regolamento dei quartieri prevede che quando c'è una dimissione di massa si deve andare per forza a nuove elezioni che devono essere indette entro 3 mesi dalla decadenza del quartiere. Angarano oggi, San Vito prima. Cosa direbbe il sindaco Poletto ai consigli di quartiere per evitare che situazioni di tensione come queste si ripetano? Io invito sempre alla massima collaborazione, cercare di guardare ciò che unisce, ma soprattutto guardare ciò che serve per i cittadini e le cittadine del proprio quartiere e adoperarsi per questo.